Buongiorno, eccoci arrivati alla quarta puntata del mio viaggio in direzione del Cammino di Santiago. Allora, siamo arrivati che sono giunto a Sirwegna con i miei compagni di viaggio e da lì, e da lì il giorno dopo ripartiamo. È ancora buio, ancora molto presto quando ci svegliamo e decidiamo di incamminarci alla volta della prossima meta. Il primo paese che incrociamo ehm, è Santo Domingo della Calzada. Santo Domingo della Calzada è un paese molto famoso perché si narra che in questo paese sia avvenuto un miracolo, quello del pollo arrosto che ha preso vita e si è messo a cantare davanti al piatto di un signorotto. E per questa cosa, per questo miracolo successo tanti anni fa, c'è una cosa abbastanza curiosa all'interno della chiesa di Santo Domingo, dove all'interno di questa chiesa è custodito un pollaio, pensate un po', un pollaio vero e proprio con un gallo e una gallina. Un gallo e una gallina che vengono sfamati tutti i giorni da un addetto che si prende cura proprio di questo gallo e gallina. È curioso vedere in questa chiesa un pollaio, ma così è. E questi polli, questo gallo e questa gallina ogni giorno viene sfamata, vengono sfamati chiaramente e di tanto in tanto vengono sostituiti con dei nuovi galli e delle nuove galline. È abbastanza curiosa, ma è così. Arriviamo nel paese successivo e Giovanni, uno dei miei compagni di viaggio, decide che deve fermarsi. Decide che deve fermarsi o quantomeno deve rallentare il suo cammino. Lui non ha tutta la fretta che abbiamo noi. Lui ha già prenotato l'aereo per il 30 di luglio e quindi per lui non ha senso andare così in fretta, fare così tanti chilometri al giorno. Vuole prendersela con più calma, vuole aspettare gli altri compagni di viaggio che sono partiti con noi e a malincuore ci lascia, si ferma e decide di attendere i compagni di viaggio che stanno dietro. Io rimango quindi con Alessandro, Francesca e Daniele. Tutti e quattro decidiamo che quello sarà il nostro passo e quello manterremo fino alla fine. Arriviamo, vabbè, diciamo che con questi tre ragazzi giovanissimi, hanno tutti almeno 20 anni meno di me, ci rimettiamo in viaggio alla volta della prossima meta. Ho modo di conoscerli meglio. Francesca è una ragazza di 30 anni circa che lavora a Mariano Comense, ecco, è la ragazza che abita più vicino a casa mia. Lavora nella scuola, si occupa del bar della scuola e ci ripromettiamo che ci rivedremo in un futuro, visto che non siamo distanti. Poi c'è Daniele, che abita a Bassano del Grappa, un bravissimo ragazzo, vive da solo e ha deciso di fare questo cammino perché era una sua prova, ecco, voleva mettersi alla prova. E poi c'è Alessandro, il più giovane del gruppo, che ha 23 anni e viene da Rovereto, che lui è un bravissimo ragazzo, anche lui voleva mettersi un po' alla prova e niente. Con questi tre ragazzi ci si rimette in moto e arriviamo finalmente dopo 6-7 ore di viaggio, 6-7 ore di cammino a Villafranca Montes de Oca. A Villafranca Montes de Oca accuso un piccolo disturbo, diciamo, ho un formicolio lungo la gamba. Ne parlo con i miei compagni e Daniele, che è un allenatore di calcio, quindi si interessa anche di infortuni e problemi muscolari, mi dice di tenerlo, di mettere i piedi a bagno, mi dice di fare esercizi di stretching giusto per alleviare questo problema. È un problema probabilmente di circolazione, probabilmente lo sforzo ha creato qualche problema a livello circolatorio, però non è un fastidio, un grosso fastidio.
La notte che si passa a Villafranca Montes de Oca non è bellissima, non è una bellissima notte, perché, perché praticamente questo albergo del Pellegrino, un albergo comunale, si trova proprio sulla strada principale, sulla strada statale, e il continuo via vai di macchine e camion disturba proprio il sonno. La camerata è di 20-25 persone, non di più, però ecco, io faccio veramente fatica a dormire quella notte. Non vedo l'ora che sia giorno per poter ripartire perché, insomma, passare la notte così non è mai bello. Praticamente ci svegliamo prestissimo, anche qui. Le sveglie dei pellegrini sono sempre all'alba, prima dell'alba, anzi, verso le 4:30, 5, non più tardi. Ora che ci si prepara sono le 5:30, non facciamo colazione, non facciamo colazione ripromettendoci di fermarci al primo bar lungo il cammino. Ma i bar sulla strada aprono veramente molto tardi, è difficile trovare bar o chioschi che aprono verso le 6 del mattino. Non aprono mai prima delle 7:30, 8, anche se sanno che ci sono pellegrini lungo il cammino. Infatti, secondo me, un buon business sarebbe quello di aprire noi italiani un bar lungo il cammino e aprire verso le 5:30, 6, ci sarebbe un afflusso di gente incredibile. Va bene, a parte questa considerazione, questo pensiero, ehm, andiamo avanti nel nostro cammino e riusciamo a trovare finalmente un bar aperto verso le 7:30. Tutti e quattro ci fermiamo, facciamo le nostre ordinazioni, che però tardano un po' a arrivare, comunque arrivano in tempi diversi. A questo punto io sono sempre stato un po' irrequieto in queste cose. Non mi piace mai aspettare, non mi piace mai aspettare. Allora una volta pagato il mio conto, mi rimetto in moto e mi rimetto in cammino senza aspettare i miei compagni di viaggio. Ecco qui, praticamente questo posto detta un po' la fine del nostro cammino insieme, perché da allora in poi, a parte Alessandro che ritroverò più avanti, gli altri non li rivedo più. Li perdo qui e rimango sempre un pochino più avanti rispetto a loro. L'obiettivo era quello di arrivare a Burgos, quella che è un grosso centro, ehm, di parecchi abitanti e l'idea era di ritrovarsi tutti quanti lì. In ogni caso io arrivo alla periferia di Burgos nel primo pomeriggio e questa periferia di Burgos è veramente un po'. Non è bellissima, ecco, non è bellissima perché c'è un centro industriale grandissimo, lunghissimo, direi forse una decina di chilometri, di una decina di chilometri. E praticamente cosa succede? Che durante questi 10 chilometri di rettilineo, un rettilineo infinito praticamente, mi prende un po' di sconforto. Ecco, non vedo mai la fine, non vedo mai l'arrivo, sono molto stanco, sono affamato e in questi 10 chilometri mi metto a piangere. eh. Mi metto a piangere, penso un po' a tutte le persone che sono a casa, mi mancano un po' gli affetti, mi mancano le persone care e niente, è un pianto comunque liberatorio, un pianto liberatorio e diciamo che quando arrivo al primo posto di ristoro, che guarda caso è il McDonald's, mi fermo e mi rifocillo un pochettino. Diciamo che il McDonald's non è tanto un luogo per pellegrini, però ne approfitto per avere il collegamento wifi e mettermi in contatto un pochettino con i miei cari, i miei familiari, i miei amici. Approfitto anche per cercare un aereo per il ritorno. Quando sono partito non avevo prenotato ancora nulla, perché non sapevo esattamente quale fosse il giorno giusto per tornarmene a casa. Una volta individuato nel 23 luglio di sera,
allora cerco un posto però non lo trovo, non trovo un posto aereo, un posto nell'aereo per tornarmene a casa. Arrivo a Burgos. Allora, per un pellegrino che fa tante ore di strada da solo, nel silenzio, senza vedere quasi mai nessuno, arrivare in una città così grande è un po' un trauma. È un po' un trauma perché Burgos è una città veramente caotica. Ricordo, arrivai di sabato, in giro per la città c'era tantissimo movimento. eh, Ho incontrato tantissime spose, ovviamente, anche da loro il sabato è giorno di sposi. E questo caos infastidisce un po' il pellegrino, eh. Diciamo che è un po' uno shock. E allora che cosa faccio? Decido di non fermarmi a Burgos, tanto sono solo, posso fare quello che voglio, decido di proseguire per il paese successivo che si chiama Tardacos. Tardacos. Ci sono 9 chilometri a quell'ora vogliono dire altre 2 ore di cammino, vuol dire che arriverò nel tardo pomeriggio questa volta, e molto affaticato ovviamente perché i chilometri che percorrerò quel giorno sono più di 40. C'è, guarda caso, a mia sfortuna, anche una piccola deviazione per arrivare a Tardacos che mi allunga ulteriormente di 2 chilometri ehm, il mio percorso. Però vabbè, non mi perdo d'animo e proseguo per questo paesino di pochissime case, 30-40 case, dove c'è un albergo del Pellegrino. Un albergo del Pellegrino comunale. Vengo accolto da Maite e José, che sono i due ospitalero, sono le due persone che si occupano di questo albergo, molto care, sono due ragazzi di Barcellona che per 2 settimane all'anno danno il loro tempo, offrono il loro tempo per fare volontariato in questo paesino sperduto delle mesetas spagnole. E niente, a me piace parlare spagnolo e mi metto a conversare con loro. Sono due persone veramente molto, molto gentili e molto accoglienti. Faccio la conoscenza in questo albergo del Pellegrino anche di due italiani molto anomali, molto particolari, molto loquaci, che non mi finiscono poi di piacere, devo dire la verità, eh. Tant'è che il loro comportamento molto strambo, molto strano, mi invita, cioè mi fa in modo che io me ne stia un pochino alla larga. E quando mi invitano per andare a cenare con loro, io declino l'invito. Loro avrebbero preso, per dirvi la stranezza dei due tipi, vi dico solo che erano arrivati in taxi in questo albergo del Pellegrino. Quindi, il taxi è un mezzo che non si prende mai, generalmente per un pellegrino è una cosa vietata, tra virgolette, a meno che non ci siano infortuni o problemi articolari, problemi muscolari, eccetera. Ma questi erano due bei fresconi che erano arrivati in questo albergo con il taxi. Vabbè, comunque declino l'invito della loro cena insieme e preferisco andare in piccolo chioschetto a prendermi del cibo e da mangiare nell'albergo. Questo albergo io me lo ricordo molto bene perché è uno dei posti a me più cari, no? Ma proprio per le persone che ho incontrato, per questi due ospitaleri, Maite e José, che praticamente condividono con me il momento della mia cena, nel senso che mi fanno compagnia. È una serata bellissima, il sole di luglio tramonta tardissimo in Spagna, no? Tramonta verso le 10, 10 e mezza, e quindi questo sole che arriva, che riscalda i nostri visi, i nostri cuori, è veramente eccezionale. Condividiamo appunto parte della cena e offro loro un bicchiere di birra in, ehm, in segno di amicizia. Mi dicono anche che non potranno mai alzarsi all'indomani mattina verso le 4:30, ma che mi faranno trovare la colazione pronta. E questo è un gran bel gesto. Mi vado a coricare verso le 10:30, 11, e a un certo punto sento un frastuono incredibile. Sento
sento rumori, voci, vociare, rumori molesti. Chi sono? Sono quei due ragazzi italiani che sono rientrati dalla loro cena e pensando di essere a casa loro possono fare il macello che vogliono. La cosa infastidisce non poco, non solo me, ma anche tutte le altre persone che dormono nella camerata, tant'è che passano solo 10 minuti e vengono richiamati all'ordine, nel senso che Maite e José rientrano in camera e con molta discrezione li chiamano da parte e dicono: guardate, voi qui non ci potete stare. È una cosa molto forte, probabilmente hanno combinato qualcosa di grosso e questi fanno armi e bagagli ed escono dalla camera, dall'albergo del pellegrino, con buona pace di tutto il resto. La notte passa in maniera tranquilla. La notte passa in maniera tranquilla e vi rimando alla prossima puntata. Ciao!